Auditorium, questa sera con me sul van di Radio Italia c'è un artista conosciuto al grande pubblico come leader di una famosissima band, ma questa sera lui sul palco di Radio Italia live ci presenta il suo primo album da solista, signore e signori, Samuel! Eccoci qua. Bene, bene. Molto elegante. Grazie, anche tu. Grazie, Tu infatti elegante. siamo abbinati alla perfezione. Siamo appaiati, sì. Sei di casa, tu qui. Assolutamente, ormai è famiglia, Radio Italia per me è famiglia. Però da solo sì. Da solo sì, vabbè, ma da solo saranno tantissime le cose che faccio per la prima volta praticamente. Parliamo del Festival di Sanremo, quando si affronta un palco così grande, da solo, Con com'è? grande È coraggio, diverso, con cioè perché in grande gruppo coraggio. ci si fa forza un po' forse a vicenda, Sì, si sdrammatizza anche un po' Il la gruppo tensione. è divertente perché si scherza tanto, ci si fa forza l'uno con l'altro. Da solo devi fare tutto da solo fondamentalmente, però devo dire che alla fine io coraggio Ne quello hai, mi sa, non da manca, vendere. quello non manca. No, però era un periodo è un periodo di confronto con se stessi, ecco, chiamiamolo così, che però ha generato il Codice della Bellezza, che è il mio album, quindi Di cui parleremo a detta di tanto tutti quelli che l'hanno stasera. ascoltato, che sono parecchi, mi hanno detto tutti che bello, quindi diciamo che è stato un atto di coraggio ben premiato. Auditorium, stiamo arrivando! Eccoci, andiamo? Andiamo! Qui in Auditorium, l'Auditorium di Radio Italia, solo musica italiana, è tutto pronto. E quello di stasera sarà un assaggio del Codice della Bellezza Tour che Samuel appunto andrà ad affrontare tra poco. Mi fate, visto che siete fan di Samuel, che ne so, una faccia rock. Era più da esorcista, pareva il remake, però va bene. E allora fatemi pure un urlo rock! Vado a prendere Samuel. Mi hanno detto che assomiglia a mercoledì. Un pochetto. Ma come un pochetto? Ma devi dire delle cose capite, Mercoledì era una gran bella ragazza. Ah, ecco, vedi, bravo, allora ti sei apparato sul finale. Ma c'è Manola? Sì, Eccola! sì. Allora, questo non è il palco di Sanremo, ma t'assicuro che il tuo pubblico non solo ti aspetta trepidante, perché sono fan veramente meravigliosi, Eccoli là, li senti. e sarà comunque una grande, intensa emozione. A questo proposito ho raccolto un po' di loro impressioni oggi e ti hanno fammele vedere, dedicato questi video. Ciao Samuel, sono Sara e vengo da Pisa. Abbiamo preso un giorno libero e ci siamo fatti 300 km apposta per venirti a vedere. Abbiamo fatto soltanto 5 chilometri rispetto agli altri. Pochi, 5 Però sono pochini. siamo venuti qua solo per te, dai 20 anni che ti seguiamo. Va bene, allora perdonate per il Siamo arrivate oggi da sotto la mole. La tua Torino c'è. Io dal 2003 che ti vedo dal vivo e finalmente sono arrivata qua per chiederti una cosa. Mi vuoi sposare? E io sono la Ma testimone. come? Attenzione. Devo rispondere? Alla proposta di matrimonio? Potresti infrangere dei cuori, No, quindi non posso. attenzione. Non Quanto posso, ma affetto. ti sposo idealmente, ecco. Ecco. Grande Quanti cosa, chilometri comunque. hanno fatto per venirti a sentire? Io da tanti, ma Napoli che ne ho bravi. fatti quanti? Napoli-Milano quanti chilometri sono? È un bel po', È un però bel io devo po'. dire che io nella mia vita ne ho fatti tanti per andare a trovare loro, quindi Ok, quindi dai, si dai, Ci- si esattamente, E invece voi state lì comodi sul vostro divano perché tra pochissimo c'è Radio Italia Live con Samuel. Benvenuti a Radio Italia Live, questa sera con noi c'è Samuel, benvenuto. grazie, devo dire che siete eccitatissimi, siete. Tanto calore. Senti Samuel, a febbraio è uscito il tuo album, Il Codice della Bellezza, che contiene anche il brano che hai presentato a Sanremo, no? Vedrai. Ma Sei che cos'è? informata, sei molto Ho informata. studiato, ho fatto i compiti. Molto informata. Ma che cos'è il Codice della Bellezza? È la prima volta che me lo chiedono, in effetti, devo dirtelo. Tipo la 200.000esima? Sì. Vabbè, ti tocca. Vabbè, il codice della bellezza. Innanzitutto è una frase che mi è esplosa fra le mani, perché quando si scrive musica, generalmente musica, canzoni, si parte da una melodia, si parte da degli accordi, da un'armonia, da una melodia, ma a volte si parte anche dalle frasi. E Non quando c'è una ti regola, è com'è.
Non c'è una regola precisa, non prima c'è una la regola musica, precisa, prima... diciamo che la creatività non ha regole, certo. Bisogna non imbrigliarla la creatività. E quindi quando mi è esplosa fra le mani questa frase che a me piaceva tantissimo, ho cercato di darle un senso, ho cercato di capire che cosa potesse voler dire. A me è venuto in mente che la bellezza è quell'arma che gli esseri umani utilizzano per farsi amare, fondamentalmente. Il sentirsi equilibrati, il sentirsi belli, ci fa poi risultare più belli dalla persona che vogliamo in agli qualche occhi modo anche degli altri. Esatto, che vogliamo conquistare, che vogliamo amare fondamentalmente. E quindi il codice della bellezza mi dava l'impressione che potesse essere quella sorta di equilibrio interiore che noi ricerchiamo e che quando lo troviamo risultiamo un po' più belli. Grazie. Senti, ma tu hai iniziato a scrivere canzoni che eri un bimbo. Ho letto in un'intervista che tua mamma ti diceva di studiare bene il Festival di Sanremo. Cosa ti diceva? Di rubare dai cantanti? Adesso davanti a loro non posso dirlo perché in effetti davanti a me sì, però. sì. No, però è vero, è vero. Io ho iniziato, la mia prima canzone l'ho scritta che avevo 6 anni, si chiamava Fantasia. No. Poi ve la suono, se no. Sì, no, la vogliamo sentire. Assolutamente no. È una cosa ricordi? di cui mi vergogno molto, sì, la so perfettamente a memoria, l'unica che mi ricordo. Dai, un pezzettino. No, non scherzare, assolutamente. Va bene, dai. No, però devo dire che ho iniziato molto presto. Ho scelto quella via di comunicazione per raccontare al mondo chi ero fondamentalmente. E quindi passavo le giornate al posto di giocare con i giocattoli in camera con la chitarrina a scrivere canzoncine fondamentalmente. E questa cosa di Sanremo che tua mamma ti diceva di... E poi mia mamma, giustamente, poi andavo dalla mamma, all'epoca non avevo nessun tipo di imbarazzo, perché dai 6 ai 10 anni non hai imbarazzo. Senza filtri Dai proprio. 10 diventi emo, praticamente. Col ciuffo così un po' non vuoi più parlare con tormentato. nessuno. Stai in camera zitto, ti chiedono di cantare, tu piangi, quelle cose. No. E invece prima mi prendevano, poi mi ficcavano sul tavolo e io cantavo per tutti praticamente, e cantavo le mie canzoncine che scrivevo. Ma che meraviglia. E mia mamma mi ha visto così, mia mamma, tutta la mia famiglia, mi vedevano così convinto e lei un giorno mi fa: guarda, se vuoi veramente fare il cantante, il cantautore, scrivere canzoni, devi guardare Sanremo. E allora io guardavo Sanremo. Questo disco è stato scritto tra l'Italia e Los Angeles e contiene anche 5 brani scritti insieme a Jovanotti, no? Tra cui l'ultimo singolo, La statua della mia libertà. Sì, bellissimo, perché l'altro giorno giravamo il video a Palermo e c'era un ragazzo di un locale che mi vede e mi fa: Sam, vieni, facciamo una foto. Vado, facciamo la foto e mi fa: ma cosa fai qua? Sto girando un video. Ah, che bello, ma di che canzone? La statua della mia libertà. E lui mi fa: la statua della tua libertà. Bravo. Bravo. Forse aveva capito qualcosa. Mi racconti qualcosa di questo brano, di questa collaborazione anche con Jovanotti? Bello, era stato della tua libertà. La tua, certo. No, con Lorenzo è stato bello perché innanzitutto siamo amici, ci conosciamo da tempo. Io avevo fatto per lui un remix di un suo brano. Io ho subito pensato a lui come un ipotetico fratello maggiore alla quale chiedere delle informazioni, perché io non so come si fa a essere un cantante solista, tant'è che vi assicuro che è molto imbarazzante stare qua da solo. Perché non lo so, no, facciamogli mai sentire fatto. tutto il calore, ragazzi. Ma no. Grazie. Sono facilmente imbarazzabile, forse per quello che sto nel gruppo da 20 anni. Però in effetti io non avevo, adesso inizio più o meno a capire, una faticaccia. Infatti mi sa che... Però gli ho chiesto proprio come si fa ad essere un cantante solista e lui semplicemente con la sua naturalezza e la capacità molto schietta e sincera di dire le cose mi ha detto: devi essere te stesso fondamentalmente. E quindi da lì ho capito, mi ha illuminato, ho detto, ma bastava così poco. Non è facile, però è facile. tutto qui. E quindi il cercare di scoprirsi, di non nascondersi, è un po' il gioco che sta dietro a tutto questo percorso che ho fatto fino ad oggi e che farò nei prossimi mesi andando a suonare in giro. Col tour. Senti,
Allora, con la tua musica sei anche al cinema, no? Perché La luna piena fa parte della colonna sonora di Indizi di felicità. Ma ti piace il cinema? Mi sa di sì. Sì, devo dire sì. E allora devi sapere che noi qui a Radio Italia giochiamo sempre bello. con gli artisti prima di farli salire sul palcoscenico. Il gioco di questa Fantastico. sera si parla un po' anche del cinema. Ti spiego. Praticamente dovrai indovinare dei titoli dei film che io ti mostrerò attraverso dei rebus, cioè con delle emoticon, così dei disegnini. C'è un rebus e tu devi capire di che film stiamo parlando. Va bene, dai. Sei pronto a giocare? Prontissimo. Allora, guarda lì dietro di te, vediamo un po' il primo film. Allora, c'è una X, c'è una mano, un pugno e ci sono dei soldi. Ah, 1, 2, varie Allora, banconote. la X potrebbe essere un per. Un per. Prendiamoci a cazzotti, è un film di Terence Hill e Bud Spencer. No. Per pugno soldi. Per un pugno di soldi, ma dai che sei più bravo di così? Ma sì, per un pugno di dollari, vabbè, era facile. Oh, sei forte, facciamone un'altra. Allora, c'è un ombrello. Ombrello pioggia. E un ragazzetto che cammina. Suggeriscono! Allora, I'm singing in the rain. Rain Man, No. ho capito. Rain Man. Sì, è l'uomo detto della lei, pioggia. Sei Ma tu veramente bravo. l'avevi capito? Basta? Ne vogliamo fare un altro? No, dai. Sì, c'è un altro. Allora, quello cos'è? Una mela? No, un'arancia. E quella è una chiave inglese. Arancia chiave inglese. Arancia chiave inglese, è un film nuovo? Arancia Pomodori meccanica, fritti, dai. pomodori verdi fritti. Un po'- Arancia meccanica. Era un po' forzato questo. Samuel. Vabbè. Io ne avevo fatto uno carino una volta. Davvero? Gli alberi, le foglie, il sole, il temporale. Ci stava. Samuel, grazie per esserti raccontato, per aver giocato con me. Come dico io, a Ravoto tutto coso. Tutte cose. Tutto coso. Vai, il palcoscenico è tuo! Ha ravato tutte cose. Sul palco di Radio Italia Live c'è Samuel. Il codice della bellezza è il suo disco solista. La risposta, Rabbia e Vedrai sono i brani che l'hanno lanciato. Dopo Sanremo, in tour per tutta l'estate. Sul palco di Radio Italia Live, Samuel! Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non ne parli. E se vuoi stiamo qua, aspettando passi ancora un altro temporale. Tutto frana sotto colpi impercettibili. I tuoi pensieri ora sono inamovibili. Cosa c'è che non va? Quando gli occhi si assottigliano così. Ed è bellissimo comprendere che tutto questo ora diventa indispensabile. Posso
Cosa c'è? Lo vedrai. Quando il silenzio ti disarma. Le mie colpe sono anche discutibili e le hai riempite di veleno per nasconderti. Cosa c'è? Lo vedrai, perché è bellissimo convivere con quello che ora sembra veramente inutile, che io posso solo arrendermi e sorridere di te. E se vuoi resto qua aspettando torni la voglia di ricominciare, e lo sai, tornerà il momento in cui ti pentirai, perché è bellissimo comprendere che tutto questo ora diventa indispensabile e che io posso solo arrendermi e sorridere di te, perché è bellissimo convivere con quello che ora sembra veramente inutile, perché io posso solo arrendermi e sorridere di te, sorridere di te. Grazie. Grazie a tutti per essere qui questa sera. Vorrei ringraziare questi due amici che sono venuti con me questa sera e che verranno con me tutta l'estate. Un grande applauso a Tozzo e un grande applauso da Lebavo, che voi non lo conoscete perché c'ha sempre la maschera lui quando suona. La prossima canzone si intitola Più di tutto. No, più di tutto l'abbiamo già fatto. Niente di particolare, scusate. Sbagli. Se non altro quando sto con te, non mi chiedo mai che ora è. Vedo scorrere il nostro amore come macchine sul lungomare. Se non altro quando sto con te, faccio finta che va tutto bene, poi succede che davvero va come deve andare. Niente di particolare, niente da verificare, niente che si può fermare, niente appuntamento a luna, niente sabbia in fondo al mio bicchiere di benzina. Se non altro quando sto con te, quando sto con te. Se non altro quando sto con te, mi dimentico di ricordare. Potrei vivere anche fermo qui, seduto in fondo al mare. Se non altro quando sto con te, le nottate non son più un dolore, non ho più paura di cadere, mi so accontentare. Niente di particolare, niente da verificare, niente che si può fermare, niente appuntamento a luna, niente sabbia in fondo al mio bicchiere di benzina. Se non altro quando sto con te, quando sto con te. E poi di sabato, quando ci perderemo
in un discorso acceso, lanciati sopra un treno, mi guarderai ridendo e urlando contro il cielo, travolgerai le ombre che tolgono il respiro. Di particolare, niente da verificare, niente che si può fermare, niente appuntamento a luna, niente sabbia in fondo al mio bicchiere di benzina. Se non altro quando sto con te, quando sto con te. La statua della mia libertà, una marea che non si ritirerà. La statua della mia libertà, non sto legata a un'orbita. È un giorno fra tanti nel mondo, è un posto fra tanti nel tempo. Ci sono istruzioni per far funzionare le cose, ma non le comprendo. La fortuna non viene da sola, non si compra e non si regala. Le sue ali giganti distendono colpi, la vedi, ma lei ti sorvola. E la sorte ha voluto giocare in quest'angolo dell'universo. Io devo scappare lontano, seguire il richiamo di un mondo diverso. Se mi fermo lo so che io muoio, non resisto, qui non sopravvivo. Il giardino dei sogni profuma di fiori ed aspetta soltanto il mio arrivo. La statua della mia libertà, una marea che non si ritirerà. La statua della mia libertà, non sto legato a un'orbita. Qui nessuno ti spiega la strada per scegliere il lato migliore. Ed ora guardando lontano io vedo le luci, una notte, un bagliore. Conosco il dolore del tempo, le rughe della sua faccia. Le vele scolpiscono il vento correndo, le barche non lasciano traccia. Profeti e nazioni apparecchiano insieme ed ancora la stessa tavola. Le storie dell'apocalisse si mutano a volte in scenari da favola. La statua della mia libertà, una marea che non si ritirerà. La statua della mia libertà, non sto legato a un'orbita. Muoio, 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 muoio. Se io resto fermo allora muoio. Muoio, 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 muoio. Se io resto fermo allora muoio. Tutte le mani.
libertà. Grazie. Voi che fate lì sul divano, state ballando? Qui Seratona Radio Italia Live con Samuel, il codice della bellezza star. Puttana, tutto cosa? Si resta soli quando tutti sono andati via e gli unici rumori sono ingranaggi della nostalgia che arriva inesorabile come il conto a fine cena. Fortuna che non lo sapevo ancora quanto male fa la luna piena, la luna piena, e poi si resta soli dentro un vagone vuoto della metro, l'astrobo dei lampioni, la testa gira appoggiata al vetro, all'ultima stazione uscirò come sangue da una vena, stanotte imparerò a mie spese quanto può fare male la luna piena, la luna piena. Si resta soli mentre l'alba è in onda e manifesti di una città che adori per le stesse ragioni che detesti. Dentro lo specchio vedo me di schiena, ora in avanti mi consolerà. La luna piena, la luna piena che mi cade addosso, la luna piena bianca come un osso, la luna piena di una guerra persa, la luna piena che ora mi attraversa, che nervosisce, che agita i randagi, la luna piena con i suoi presagi, la luna dura che mi spacca il cuore, la luna carica del mio rancore, la luna piena l'ho trovata in fondo all'orizzonte ipocrita del mondo, la luna gonfia come un palloncino volata via di mano a un ragazzino, la luna falsa degli innamorati, sterminatrice di cieli stellati. Grazie.
Il prossimo è il terzo singolo estratto dall'album Il Codice della Bellezza ed è il brano che Samuel ha presentato anche al Festival di Sanremo. Dall'auditorium di Radio Italia Live con Vedrai canta Samuel. Se siamo ancora qui, vuol dire che un motivo c'è. Lascia qualcosa tra le braccia e non questa distanza che mi sputi in faccia. Se siamo ancora qui ad imparare come illuderci, a preoccuparci della verità, vedrai che poi il tempo non ci tradirà. Sotto un vento di ripeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Tutti vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Se siamo ancora qui ad ignorare le difficoltà, impareremo anche a comprendere che esiste un buon motivo per insistere. Sotto un vento di ripeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Ci fanno tremare e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Dovremmo solo respirare e navigare, dovrai soltanto dimenticare la noia, il vuoto, la perfezione. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Tutte le mani vedrai, Va ora in onda dal disco 1, lato A, traccia 1, la risposta. A cui sono più affezionato. Perché è la canzone che
ha fatto iniziare tutto questo, praticamente. È la prima canzone che ho scritto di quest'album e racconta molto di tutto il percorso che sto facendo da solo. Si intitola La risposta. A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità, a quello che non hai mai chiesto, ad ogni dubbio che si accenderà, al cielo azzurro dietro un vetro, ad uno sguardo che si è perso ormai, all'innegabile paura che questa vita non mi basterà. Gli alberi, le foglie, sole, un temporale, e io cerco una risposta, la strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, la strada dove ogni cosa può cambiare, troverò le mani. A tutto quello che non resta, a quello che poi si dimentica, ad un'idea che gira in testa, a cosa chiede il mio DNA, alle domande più frequenti, alla paura, alla necessità, alla bellezza di un tramonto, al mio bisogno di semplicità, a quello che non so capire, a tutto quello che verrà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, la strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, la strada dove ogni cosa può cambiare, troverò sole, un temporale, gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, la strada dove ogni cosa può cambiare, troverò cerco una risposta. Manca ancora un po' di musica qui a Radio Italia Live per chiudere il concerto di Samuel, poi selezioneremo 2 persone dal pubblico che hanno scritto dei messaggi per lui. Voi restate lì e vado a vedere se è tutto a posto. Samuel! Questa sera con noi c'è Samuel, come sta andando? Ti stai divertendo? Voi vi state divertendo?
Bene, bene. Grandi emozioni. Molto bene, poi loro sono caldissimi, sanno già tutte le canzoni meglio di me, come al solito. Suggerite le parole se sbaglia, che sei un po' distratto. Vabbè, No, stasera parole. non ho sbagliato tanto. Vedi? 10 e lode ti danno i voti. Vorrà dire qualcosa. Devi sapere che loro sono qui da oggi pomeriggio, sono arrivati prestissimo e hanno lasciato per te dei messaggi particolari scritti su dei post-it che Manola ha raccolto al post-it wall. Quelli sono tutti miei? No. Tutti No, tuoi. non tutti, ma quasi. Io però volevo aggiungere Minchia. soltanto una cosa. Noi siamo, anzi, tu sei nel vivo del tuo tour, il Codice della Bellezza Tour. Yes. E noi di Radio Italia siamo radio ufficiale di questo tour. Certo. Siamo molto, molto orgogliosi. Siamo sempre con te. Grazie ragazzi. Ci porti ovunque. Ma io lo sai che vi amo tantissimo, quindi Anche noi. sono veramente contento che siate sempre con me. Bene, allora come ha detto Serena, oggi ho distribuito dei simpatici fogliettini colorati e loro si sono sentiti assolutamente liberi di chiederti qualsiasi cosa. Allora, senza trucco e senza inganno, ok, lo mostro alla telecamera, andremo al cinema a vedere Indizi di felicità. Bravi. Solo perché c'è La luna piena, brano che peraltro ho eseguito poco fa e che devo dire è il mio preferito in assoluto del tuo album. Perché siete due romanticoni. Sì, è vero. Mannaggia, È vero. è che lo Strobo dei Lampioni a me proprio mi uccide. Vabbè, comunque, bisogna Anna e Betty. Bisogna andare a vedere questo film non solo per il mio brano, ma anche perché è un bellissimo film che parla della felicità raggiunta attraverso un dramma. Ci sono molte persone che hanno subito un trauma forte, un dramma, hanno vissuto un dramma in famiglia piuttosto che, e poi sono riuscite in qualche modo a scappare da quella nuvola e ritrovare la felicità. Questo film racconta un po' questa cosa e La luna piena, come ultimo brano del film, chiude questo momento molto emozionale del film che Walter Veltroni mi ha dato la possibilità di chiudere con la mia musica. Quindi io sono estremamente felice e quindi vi stimolo e vi invito ad andare a vedere questo film che è molto bello. Sarà Per cantare fatto. poi tutti insieme sui titoli. Sarà fatto. Ne prendo un altro. Poi tutti gialli. Vabbè, oggi è così. Oggi è giallo. Ciao Samuel. E fin qui Ciao. abbastanza, E no? qui siamo Soft, normali, bene. diciamo. Elettrica Vita mi è piaciuto moltissimo, ma quando è che scriverai il prossimo libro? Quante cose! Manu, quante dov'è cose. Manu? Eccola. Hai Eccola scritto lì. anche un libro? Ho scritto un Non hai libro, ma capito? diciamo Fare che non bis? sono un grande scrittore. No, non è Per vero. quanto Come riguarda- pare, devo dire per- la verità. No, in realtà è un'autobiografia, quindi non è proprio un romanzo, però devo dire che mi piace scrivere, mi piace tantissimo. Si vede anche da come mi propongo giornalmente, da come racconto la mia vita. Scrivere un libro è una cosa impegnativa e che mi piace lasciare a chi scrive veramente i libri, chi si sente scrittore. Io amo invece scrivere la musica e raccontare me stesso, quindi non so se farò un altro libro, forse non lo farò. Nel caso è perché veramente mi succede qualcosa che voglio veramente raccontare. Quindi lasci uno spiraglio in realtà. Sì, non sì, è sì. un no definitivo. Non sappiamo. Preferisco comunicare con la musica, diciamo. E quello ti viene benissimo, però non è un no definitivo, mettiamola È così. definitivo, Ok. è Ok, lasciamo un po' una porta aperta. E allora, sul palco di Radio Italia Live, con noi c'è Samuel! Questa la dedico a tutte le mie amiche. I silenzi che mi spaventano e che inondano lo spazio di quest'auto in corsa. Non illuderti, no, non cambierò la frequenza per distrarmi fino al tuo destino. Ora che ti ho qui vorrei perdermi su quest'autostrada che ci porterà lontano. Ora è tempo di non pensarci più, perché non lo sai nemmeno che ti amo. Balla ancora un po', non fermarti, prendi fiato un attimo e poi riparti. Balla ancora un po', non guardarmi, so che niente in questo istante può tradirci. I segreti che mi
spaventano sono quelli che vorrei tu conoscessi ora. Se mi guardi so che non riuscirò ad urlarti dritto in faccia che ti amo. Balla ancora un po', non fermarti, prendi il fiato un attimo e poi riparti. Balla ancora un po', non guardarmi, so che niente in questo istante può tradirci. Balla ancora un po', non fermarti, prendi il fiato un attimo e poi riparti. Balla ancora un po', non guardarmi, so che niente in questo istante può tradirci. Forse un attimo, forse passerà, forse è un'onda che ha travolto ciò che non si vede, forse è solo che non so dirtelo, io non so spiegarti cosa mi succede. Tutti! Prendi il fiato un attimo e poi riparti. Balla ancora un po', non guardarmi, so che niente in questo istante può tradirci. Balla ancora un po', non fermarti, prendi il fiato un attimo e poi riparti. Balla ancora un po', non guardarmi, so che niente in questo istante può tradirci. Balla ancora un po', non fermarti, balla ancora un po'. Grazie! I moschettieri della bellezza, c'è Tozzo! C'è Ale Bavo! Dentro i pericoli, avventurandosi o costruendosi sopra una moto lanciata al limite, lungo il contorno dei suoi occhi umidi, in uno scontro di solitudini, fuori dai margini delle abitudini, voleva un'anima, la cercava nella notte. Sua ombra leggera svanire, così vedrai la sua stella lontano cadere. Voleva un'anima, prova a trovarsela in una fabbrica di luci di automobili, montava a raffica parti meccaniche e poi la sera si addormentava al cinema. Voleva un'anima irragionevole, quella immortale, mica solo un'indole che sopravviva al corpo corruttibile.
voleva un'anima anche di plastica, che fosse autentica, che fosse sua. Voleva un'anima, la cercava nella notte. E così vedrai la sua ombra leggera svanire. E così vedrai la sua stella lontano cadere. Le mani! Forse dimenticherà o non ricorderà di essere stato qui solo ad illudersi. Forse maledirà o solo navigherà senza pensarci più, senza più limiti. Forse domani sarà un'altra storia che non ricordiamo più, non ci appartiene più. Forse dimenticherà o non ricorderà di essere stato qui. E così vedrai la sua ombra leggera svanire. E così vedrai la sua stella lontano cadere. Voleva un'anima, 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 voleva un'anima. Grazie a tutti, grazie di essere stati qui. Grazie per il calore che mi supporta ogni giorno. Grazie, grazie, grazie. Chiudiamo col codice della bellezza. Casualmente è anche il titolo dell'album. Se volessi sapere cos'è la bellezza, guarderei dritto verso te. Se volessi sconfiggere la tristezza, guarderei dritto verso te. E se dovessi scordare l'amore, chiuderei gli occhi insieme a te. I miei occhi solo per te. Nei difetti che sai perdonare, della bellezza, scriverai, scriverai. Se vedessi svanire i miei sogni, lo farei più vicino a te. Se vedessi il mio cuore tra i ragni, sarei stretto a fianco a te. E se dovessi
potessi scordarmi di respirare, lo faresti tu per me, lo faresti tu per me. Nei difetti che sai perdonare, e gli errori che cancellerai, il tuo codice della bellezza, E con questo brano si conclude anche il concerto di questa sera qui a Radio Italia Live. E se volete stare bene ancora con noi, restate qui anche la settimana prossima, perché ci sarà un altro super concertone e non vi dico con chi, state lì. Nel frattempo ringraziamo e salutiamo Samuel. Passaggio della mia libertà, si muove, una mare che non si ritirerà, si muove. L'assaggio della mia libertà, si muove, non sto legato a un'orbita. L'assaggio della mia libertà, l'assaggio della mia libertà.